Allora, intanto partiamo dalle cose serie, perché comunque la vita va presa con leggerezza, se si può. Un grazie di cuore perché si inizia sempre con i ringraziamenti, non alla fine, è meglio all'inizio, perché poi alla fine la gente va via e non ti ascoltano. Allora, la teoria li dici subito, anche perché meritano. Un grazie di cuore a amici che mi hanno rivoluto a Pordenone Pensa. La prima edizione di Pordenone Pensa con la Elena, loro l'hanno pensata, mi hanno coinvolto e mi ricordo che quella volta abbiamo portato Carlo Cracco, è stato qualcosa, era Carlo Cracco dei tempi di Masterchef, quindi era pressoché impossibile portarlo, però noi ci siamo riusciti ed è stato un susseguirsi di successo e di grande spessore culturale. Però voglio ringraziare anche Alessandro, il sindaco attuale di Pordenone, voglio ringraziare Alberto Parigi, voglio ringraziare Alessandro e Luca Ciriani, tutte persone che da tempo, oltre che essere amici, hanno sempre creduto in un progetto di cultura di qualità. Mario, ci sono tantissimi magari personaggi nascosti che lavorano molto per far diventare Pordenone un baricentro. I miei figli sono nati a Pordenone, quindi per me, anche se sono di Cinto Camomaggiore come Ezio, Pordenone è un riferimento imprescindibile. Ho studiato a Pordenone, sono cresciuto a Pordenone, quindi vedere una città che diventa anche città per la cultura dell'Italia nel 2027 fa capire che l'Italia è bella proprio perché è incredibile. Cioè, chi sa lavorare, chi persevera, chi riesce a veramente a credere nei propri progetti, anche nelle parti più periferiche, come dico sempre, l'erba più difficile o le piante più belle crescono nel territorio più difficile. Fra l'altro, colgo l'occasione anche perché sennò poi vengo rimproverato per salutare mia figlia, mio genero che sono là seduti, che sono nati a Pordenone e fanno gli architetti in quel di Pordenone e ci credono molto nella provincia, quindi grazie anche a loro perché la mia famiglia è stata importantissima. Detto questo, quando ci siamo rivisti con la Elena, con Mario, con Alberto, con Alessandro, Luca, quando parlo di Alessandro cito entrambi, con Lopez, con tutti quanti, ho detto ma Fabri, perché non facciamo una cosa in chiusura di Pordenone Pensa? E ce la siamo messa in piedi velocemente, perché ovviamente io sono parecchio impegnato, ma anche loro. Quindi ho detto, Elena, ho un'idea. Cerchiamo di portare persone semplici a contatto col pubblico, che però hanno una storia incredibile, perché spesso chi viaggia sotto profilo non viene considerato. È vero che si dice, no, che non si è mai profeti in patria. Ebbene, qui ne abbiamo due, tre con Alberto che comunque è di Conegliano, quindi è qui vicino, che sono dei personaggi straordinari. E qua che credo ci sia anche Marco, dove è andato? Marco là in fondo, un caro amico di Pordenone che conosco dal 2005 a Barcellona. E allora ho detto, Elena, portiamo dei personaggi che hanno veramente una storia da raccontare, perché spesso la televisione, io che sono uomo di televisione, racconta, ti fa vedere quello che sembra la realtà, e poi c'è tutto dietro un'altra storia. Qui invece stasera, a partire da me stesso, che ho fatto il macellaio 25 anni, veramente, arrivo da una famiglia di emigranti, mamma di Vilotta di Chions, papà di Cinto Camaggiore, che ha sofferto e che non mi è stato regalato niente. Ci sono tre protagonisti che hanno fatto un loro percorso incredibile. Terry Giacomello è di Montereale Valcellina, lo conosco da più di 20 anni, anche la sua famiglia ristoratrice di un paese che se tu vai in giro per il mondo non sanno neanche dov'è, eppure è partito, si è rimboccato le maniche, è andato a lavorare nei migliori anni assoluti mondiali da Ferran Adrià, quando Ferran Adrià era lo Zeus assoluto della cucina mondiale. Ezio Marinato, prendevamo la liturina da Casarsa per andare a studiare, lui in collegio a Cividale e io al Malignani, suo papà fornaio, mio papà macellaio. Credo che abbiano passato più di 40 anni, 40 ultimi dell'anno insieme, ci conosciamo dal 1970. La sua storia è stata una storia incredibile. Attualmente
per chi non è del settore, può anche dire Ezio Marinato non è televisivo, lui è veramente, adesso lui non lo dirà mai, ma lo dico io, è considerato in assoluto il guru mondiale della lievitazione e del pane. Cioè viaggia dal Sud America a Singapore e quello che lui dice nelle nuove tendenze o nelle vecchie tendenze della lievitazione del pane è considerato praticamente oro colato. E poi c'è Alberto Toè, che è un ragazzo giovane di Conegliano che ha lavorato in parecchi ristoranti, e l'ho voluto perché io l'ho conosciuto da Norbert Niederkofler, quindi pluristellato, addirittura Norbert ne ha 4 perché ne ha 3 stelle rosse più quella verde. E quando è un po' pazzerello, è un po' pazzerello, però è un genio. Quando gli è andato l'incarico di andare ad aprire Orto a Milano, che è questo ristorante tutto green, quindi senza carne, e mi sta Poca simpatico carne. lo stesso, no? C'è un po' di Poca, carne. poco, mi sta simpatico lo stesso, vabbè. Cioè, questo ragazzo nel giro di 8 mesi, 9 mesi si è preso la stella rossa e l'anno dopo ha preso la stella verde. E quindi ho voluto portare insieme ovviamente all'organizzazione di Pordenone Pensa, a cui sono molto grato, quindi grazie Elena, veramente, ringrazio a tutti quanti, Mario e anche, eccola là, lei è bravissima, adesso sfuggimi perché la Manu me l'ha detto il nome, me lo ricordi? Eliana, bravissima, bravissima, gentilissima, veramente grazie di cuore, perché comunque è un orgoglio essere presenti. Detto questo, direi, se non vi offendete, farei partire da quello più anziano dopo di me, che è qui alla mia Che non sinistra. sono io. Sì. No, Ezio. Allora tu dimostri molto di più, scusami. Dimostra molto di meno. Dimostra molto di Mi meno. porti malissimo. Ma forse frequentare il Brasile non ti fa bene. Hai ragione. Senti, Terry, Dimmi. un po' di trasmissioni abbiamo fatte insieme, di avventure, ma racconta un attimo al pubblico perché questo territorio lo hai sempre amato, ma ti stava stretto e hai voluto partire e intraprendere una strada che a quei tempi nessuno ci avrebbe creduto. Tu invece sei andato a testa bassa, perché non hai lavorato solo da Ferran Adrià, sei stato dai Rocca, sei stato da Redzepi, hai lavorato da tutti i nomi più mondiali in assoluto, e tutti, lui era ai 50 Best ieri a Torino, quindi era con Albert e Ferran, e tutti ti considerano come veramente un fenomeno dell'avanguardia italiana. Beh, intanto buonasera a tutti e grazie a voi per essere qua. Fenomeno no, cioè io credo che uno si applica, lavora duro e poi il lavoro duro alla fine paga. E il trucco è questo, non credo nel genio, credo in una persona che può avere un'intuizione e da lì poi sviluppa un determinato lavoro, ma il genio poi io ho lavorato 4 anni e mezzo come me sai con Ferran e quindi è stato lui il primo a dirmi guarda che il genio non esiste, esiste il lavoro duro e la fatica e rimboccarsi le maniche. Poi noi in Friuli per rimboccarsi le maniche senza nulla togliere la Paramaggiore, senza nulla togliere. Cinto cao maggiore, Ok, non sta a cambiare me carte in tola, Dio. Però, Paramaggiore lì però voglio dire che noi in Friuli ci rimbocchiamo le maniche, quindi sappiamo bene come Guarda che mi sono messo in mezzo. procedere. Ecco. Sì, Beh, però tu, cioè, ho capito, in effetti i grandi chef hanno fatto del lavoro una grande carriera, ma tu ti sei scelto anche una delle strade più difficili. io Fabrizio non credo che tu ti scegli la strada, eh. Io a questa cosa qua all'inizio pensavo ma ho scelto io così, in realtà è perché tu sei così. Cioè io paradossalmente no, da piccolino quando giocavo a calcio io non mi accontentavo di fare una cosa semplice, dovevo per forza fare una cosa che la gente dicesse cavolo che bella cosa che ha fatto, no? E questa cosa qua poi tu te la porti secondo me intorno, no? Nella cucina per esempio, no? Tu hai provato a mangiare 2 o 3 volte da me e sai benissimo che la Anche di cucina, più. e sai benissimo che la cucina che facciamo noi è fuori la grazia del Signore, nel senso che mangiarsi un limone muffito oppure mangiarsi una buccia di banana non è tutti i giorni. Ma questo perché? Perché credo che oggigiorno andare in un ristorante è un lusso. E tu Alberto, Ezio, noi abbiamo un duro compito che è di regalare un'emozione alla persona. Perché altrimenti perché andare al ristorante se non ti diverti, se ti annoi? Quindi tu hai l'obbligo di regalare un'emozione alla persona.
Questo è fondamentalmente quello che un cuoco deve fare, secondo me. Io di lui mi ricordo, perché andiamo anche per aneddoti, di lui mi ricordo due cose. Appena lui è tornato dalla Spagna, da Barcellona, ha fatto una serata dimostrativa alla Melia a Mestre, che a quei tempi era un ristorante di prestigio, Sì, blasonato, sì, sì. molto blasonato. E quindi io, ovviamente, essendo già amico suo, ho detto sono andato, però c'erano tanti mestrini veneziani che erano abituati quindi con una cucina classica e quant'altro. E lui ha incominciato a presentare una serie di piatti. Io mi ricordo una caramella con il cellophane, ti ricordi? Quella Sì, sì, caramella sì. particolare, Sì. che era un'esperienza. È vero che quando si va da personaggi come Terry, come Albert, Adrià, Fran Adrià o Dai Rocca, si fa un'esperienza, non è che si va a mangiare solamente. E io ho incominciato tutti quanti un po' sti venezianotti a criticarlo. E io sistematicamente invece lo difendevo, dicendo no, perché voi non capi niente. Fa no, non capi niente, le vola fare tipo il fegato in saor, con scaleo o le sardine in saor, col cielo fanno a Roma. Sì, sentimmo il gusto, ma no, queste non è le sarde in saor, ma è proprio quello il genio. Questo riesce attraverso una combinazione di ritrovati, di ricerca, di lavoro, perché certi piatti, quante ore ci metti a farli? Beh, per esempio il piatto del limone ci abbiamo messo un mese e mezzo per farlo. La banana 2 settimane. Però stiamo parlando di lavori con enzimi, con muffe, quindi non è, capisci che non è una cosa che è normale. Ma quante volte mi raccontavi sbagliavi eppure ci Ma ricredevi? però lì è l'intuizione, la forza di volontà, il provare, il non arrendersi mai e perseguire la strada che poi alla fine ti porta al risultato. Per dirti, no, avevamo fatto un'altra prova che abbiamo fatto 4 mesi fa, il minestrone in bianco, no? Il minestrone in bianco uno... A me non me lo fa cercare No, ancora. no, perché avevamo quasi chiuso il ristorante, Ah, no? E quindi non era ancora il menù. E praticamente distillavamo ogni succo di una verdura e li davamo sotto varie forme, solo che quando tu mangiavi il succo era trasparente, però sentivi carota, sedano, patata. Però cioè, abbiamo lavorato un bel po'. però se voi lo guardate, quando parla di queste cose, gli brillano gli occhi, perché lui più robe strane le presenta, ma il problema è che ci può essere anche strani, però c'è una logicità veramente profonda. Io mi ricordo, facevo un evento nella montagna, sempre in Friuli Venezia Giulia importante, e un giorno non me lo so mai fatto mancare perché gli voglio veramente bene, sto ragazzo che è veramente un fenomeno e secondo me è molto incompreso in Italia, ha una potenzialità ancora enorme. E lui mi fa, Fabrizio, mi vengo, ti faccio un piatto, cosa hai fatto le seppie quella volta? No, Ma cos'era? di che evento stai parlando? Perché ne abbiamo fatto un bel po'. Poi raccontiamo anche quella di identità golose. Ma no, questa è quella di carne eccellenza in malga, quello in cui mi hai obbligato, hai detto sono disposto a rinunciare anche al fee di partecipazione, basta che mi fai portare il limone ammuffito. Ti ricordi? Sì, E dice, ma dai Terry, non ti può venire lì, che era Giancarlo Perbellini, Enrico Bartolini, e te me viene su in montagna, 80 ospiti speciali e tutto, e te che presenta come dessert il limone pieno di muffa. Ti ricordi? Ti ricordi? sì, ma la volta prima della fiera, quando c'era la mela, che ti dissi Fabrizio, guarda, io non ho portato nessun dolce, quindi... E tu sei rimasto serve che pensavi che io non l'avessi fatto e sei rimasto quasi pietrificato. Dice, Terry, come facciamo adesso? E c'era questa mela muffita, no? È vero, è vero. Che però questo era l'omaggio al Mugaritz. Beh, ma nel 2007 poi abbiamo preso anche il premio come miglior piatto a identità golose di combinazione sulla carne quando io ho presentato il brasato. Anche qui una storia incredibile. Cioè, il ragazzo è strepitoso, non trovo un accredito per entrare a identità golose. Cioè, mi chiama, fa Fabrizio, costavano 300 euro quella volta entrare in una giornata. E ho detto, Terry, ho un'idea, facciamo un piatto insieme. Ho chiamato Paolo Marchi e abbiamo fatto un brasato con... Un gelato di pera e una composta di cipolla tostata. Insomma, tutti a mangiare il brasato, il gelato non nessuno a mangiare. No, scherzo, non è esatto il contrario, tutti a mangiare il gelato e non a mangiare il brasato. No, Successo dai, clamoroso. era andata bene. Ma come si sente, come si sente uno che parte dal tuo paese
ha questa autorevolezza riscontrata negli altri chef a livello mondiale e poi torna qui nel proprio territorio. Beh, insomma, è un po' una sfida, no? Nel senso che tu fai la gavetta, apprendi e poi vuoi volare con le tue ali, quindi ti metti in discussione, no? Ti metti la faccia in un posto di lavoro. Che il primo caso è stato Parma, dove in 2 mesi Inchiostro. abbiamo preso la prima stella dopo 2 mesi, dopo sì, 3 mesi, e lì ho fatto 6 anni, quindi poi insomma altri premi che abbiamo preso. Poi sei andato al NIN, hai preso subito la La stella. stella, sì, la stella subito e poi l'ultimo premio che abbiamo preso è Best Chef Award a Dubai, quindi sì. A te ti si potrebbe dedicare una canzone di Bennato, seconda stella a destra, questo è il cammino. Tu sei andato a prendere tutte le stelle a ogni posto che vai, eh? Insomma, Vabbè, adesso, dopo ti faccio un'altre due domande. Aspetta che passo un attimo Ezio, perché sennò... Ezio, io sono rientro dal Canada nel 70, tuo papà e mio papà erano amici ancora dal militare e ci incontriamo. Io in classe con tua sorella, però con lei non è che andavo tanto d'accordo perché era un po'... Neanch'io. E trovo Ezio, con Ezio nasce un'amicizia, una vera amicizia, messa veramente quelle che si provano nel tempo, anche perché la vita poi ti mette di fronte a prove importanti e lì viene fuori l'amicizia sincera e profonda. Lui veramente l'ho sempre visto fare pane, con umiltà, con semplicità e con grande conoscenza. Parte, fa la scuola cividale, rientra in azienda di famiglia a Cinto Caomaggiore e la cosa incredibile è che è totalmente autodidatta, cioè non è che lui è andato a lavorare, che ne so, per i grandi panificatori o quant'altro. Lui ha sempre studiato, fatto da solo. Poi nel 2009, se non sbaglio, no? Il premio mondiale? Nel 2002 campione europeo, nel 2007 campione del mondo. Ecco, nel 2007 va a Parigi e insieme alla sua squadra diventa campione mondiale di panificazione, ma sapete su cosa? Sulla baguette. Quindi a casa dei Parigi, anche sulla baguette. Anche sulla baguette. Ma, racconta tu un po' com'è nato tutto questo percorso. Vabbè, innanzitutto ringrazio dell'opportunità di essere qua. Ringrazio te perché un panificatore che parla di pane, perché qua ultimamente sono tutti che parlano di pane tranne che i panificatori, perciò grazie. Ok, questo perdonatemi, ma ci sta. È la verità. È la verità. Ma il percorso iniziato con la spinta dei miei genitori, appunto panificio di famiglia che quest'anno ha 101 anni, dove mi hanno... vuoi andare anche tu, vero, a fare la scuola di panificazione? A me non poteva fregarmene di meno, ok, anche perché i ricordi che ho da ragazzino obiettivamente erano tanti pianti, perché ho cominciato a alzarmi di notte a 13 anni, ma era normalissimo così, ok? Magari adesso arresterebbero i miei genitori, non lo so, però effettivamente funzionava così. Ho sofferto parecchio perché non era quello che volevo, ero molto crudo, ero molto veramente crudo, qua si può dire crudo, si capisce cosa si intende. L'alchimista ha detto acerbo. Acerbo, ecco, in italiano è più giusto Acerbo, 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 esatto. Grazie Terry, grazie Acerbo. dell'assist. E da lì è iniziato tutto, però a un certo punto dopo sentivo l'esigenza di crescere come persona e ho cominciato a fare tutti i corsi possibili, immaginabili di panetteria, di pasticceria, cioè, mi alzavo di notte e il pomeriggio invece che andare a dormire andavo a imparare, perché come ha detto Terry, dal cielo non cade niente, anzi anche una canzone di Ale, di Alessio, dice proprio sogna in grande, lavora sodo, i risultati arriveranno poco a poco, ed è stato così anche per me. Tanti sacrifici perché è normale che sia così, però dopo sono arrivate anche tante soddisfazioni, però principalmente le sfide erano con me stesso e i concorsi mi sono serviti a questo. Poi è chiaro che hai l'orgoglio di aver vinto il campionato europeo, il campionato del mondo, tanti premi, obiettivamente giro il mondo perché il mio lavoro è girare il mondo, da Starbucks a tante altre situazioni in Oriente o quant'altro. Ieri sono tornato dalla Serbia,
perciò da un paesino di Cintocamaggiore, ok, ho terza media, perché poi 2 anni di scuola professionale, però dopo è diventato il mio lavoro. Ma mi piace quello che hai detto prima, non è che per forza di cose devi stare sui riflettori, cioè dipende ognuno cosa vuole. A me piace molto la parte concreta della vita, che poi appunto, come dicevo, le sfide, anche il fatto di aver vinto il mondiale era una gratificazione mia personale, di sfida, che mi ha fatto crescere. E poi la fortuna anche qua che i social probabilmente, fortunatamente in quegli anni non c'era un'esposizione così importante come adesso. La mia famiglia, mia moglie mi hanno aiutato moltissimo a stare con i piedi per terra, e alla fine li devo ringraziare, e il senso del pane è un po' questo, è molto, molto vero, ok? Ma tu hai coniato un detto bellissimo, ha detto che il pane è libero, che può sembrare banale, ma conoscendolo e seguendolo molto da vicino, l'ho detto in un momento particolare della sua vita in cui è venuto a mancare anche un figlio, poi ha dovuto veramente andare oltre, si è messo ancora più a testa bassa a cercare di portare avanti un concetto non solo gastronomico ma umanistico attraverso il pane. Mi pare che 1 anno o 2 dopo hai coniato il detto che il pane è libero, anche perché spesso e volentieri, no, ti dicono magari: ma hai rubato la fotografia del mio piatto, mai copiato il mio piatto, mai copiato la mia idea. E in questa situazione di panificazioni o lievitazioni mi ricordo che Ezio ha detto: ricordiamoci che il pane è libero. Ma su questo ho portato un po' di pane d'assaggio, se è fattibile, anche se è possibile farlo No, assaggiare. aspetta, facciamo una cosa, se permetti. Sì, dimmi. Allora, chi mangia pane? Ok. Ce n'è. C'è Diego. Chi mangia carne? Ecco. Aspetta che vedo. Ok, chi non mangia carne? Signore, siete un po' briconcelle, eh? La carne si dovrebbe mangiare sempre, perché insomma la carne fa bene. Va bene, vi faremo dare il pane anche a voi, va bene? Poi, quando vuoi lo facciamo assaggiare. Ma guarda Fabrizio, anche il senso del pane mi ha dato la possibilità di avere tante esperienze importanti che considero fondamentali per il mio percorso di vita, poi professionale. A livello professionale è una conseguenza per me. Ho avuto la possibilità di seguire per diversi anni il panificio nel carcere di Opera, anzi l'ho aperto, poi l'ho seguito per diversi anni. Una volta all'anno, da ormai 10 anni, vado dai ragazzi di San Patrignano, e mi piace dire anche che il pane salva le vite e salva le anime, perché a me questo è successo. E vedere la gratificazione, la soddisfazione, l'aggrapparsi alla vita in determinate situazioni mi dà, guardate, ho i brividi, perché mi dà il senso di quanto importante è il pane, che significato ha. E questo a me dispiace quando il pane viene banalizzato, viene usato, ok? Questo ho difficoltà ancora a digerirlo, per restare in tema del food, ok? Però questo sono tutte esperienze che a me hanno fatto crescere moltissimo, e danno il senso, ripeto, e per questo il pane è libero. Non c'è il pane bello o il pane buono, il pane è bello e buono a prescindere, perché se pensiamo da vivere, da mangiare, ok? Uno lo può fare a casa, uno lo può fare nella maniera più professionale di questo mondo, ma il senso... Il pane deve far star bene, anche a farlo. Cosa vuol dire? Il panino al latte ha la stessa dignità di un panino fatto con lievito madre, con i grani magari, tra virgolette, antichi, anche se non mi piace usare questo termine. Va bene sempre il pane, perché questo è. E quando uno fa il pane, questo l'abbiamo visto, probabilmente molti di voi lo fanno, ed è bello, perché interagisci con una materia viva, materia che ti fa star bene. Perciò il pane andrà sempre bene, a prescindere da come esce. Sarà bello e buono a prescindere. Ecco, tutto qua. Beh, su questo io vi farei un applauso, perché è una cosa veramente bella. Sai che su questo ti devo dire anche grazie, perché durante il Covid
Erika, mia figlia, ha imparato a lievitare a fare la pizza, ha imparato a lievitare a fare il pane e la pizza, quindi... Sempre acqua e farina. Esatto, acqua e farina. Insomma, è vero, è un po' come quando si griglia, cioè, tanti mi chiedono, ma grigliare le competizioni, io sono l'anticompetizione in cucina. La cucina non è competizione, ci si confronta, ma non si compete mai perché il cibo ai tempi d'oggi non può essere oggetto di competizione, perché credo che tutti e quattro, ma anche voi probabilmente abbiamo girato luoghi e posti dove il cibo è un elemento fondamentale per sopravvivere. Cioè, io vivo a Marrakech da più di 20 anni e il 30% dei marocchini non riescono ancora a mangiare, a essere certi di mangiare tutti i giorni. Quindi quando si parla di competizione o di trash food o di food protagonista di grandi eclatanze, mi vede nettamente il contrario. Infatti non ho mai fatto un programma in cui metto in competizione gli chef, perché ci può essere rispetto, il confronto, la diversa idea, il concetto diverso di vedere anche la cucina avanguardista, green o di grigliata, ma il cibo è a prescindere una cosa sacra, come l'acqua. Alberto, se non sbaglio, te so il pisovene. Occhio. Così sembra. Occhio, occhio. Allora, io ti ho incontrato nel chef table da Norbert Niederkofler, eri veramente un gran lavoratore ma anche un grande esuberante, cioè avevi voglia di emergere, avevi voglia di fare, avevi voglia di spaccare il mondo e in effetti poi quando ti sei data la prima occasione del grande challenge sei riuscito comunque attraverso la tua grande volontà e anche conoscenza a ottenere un traguardo importante a Milano, perché Orto a Milano era una grande sfida, perché parlare di green a Milano risulta essere facile, lo è facile anche qua, però a Milano tutto è più grande, tutto è più enfatizzato, tutto viene anche castigato in maniera più veloce, premiato e anche castigato in maniera più veloce, però tu con Orto insomma spacchi un po' tutto, ma racconta un po' anche tu questa tua storia di ragazzo che parte da Conegliano e insomma fa un percorso incredibile. Beh, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Grazie Fabrizio. Beh, la mia storia è un po' che io comincio a cucinare perché appunto come abbiamo detto la cucina dà la possibilità di creare e di star bene, no? Quindi per me, a me piace cucinare perché sto bene, è il mio posto sicuro dove faccio delle cose buone per chi viene a mangiare da me. Ho cercato comunque nel mio percorso di crescere sempre di più, ho avuto la fortuna di entrare in grandissime case, faticando ovviamente perché bisogna faticare per ottenere le cose, e però sempre mantenendo il rispetto che un po' mi è stato insegnato in casa e un po' me lo insegna un po' quello che è la natura, che per me è la cosa più vera e bella che c'è, no? E quella che ci dà la possibilità comunque di portare a tavola qualsiasi cosa. E la tavola diventa sempre per me sempre di più un posto di condivisione dove bisogna stare bene, dove abbiamo sempre più bisogno di ritrovare quel momento semplice che era di stare a tavola, chiacchierare e mangiare bene, perché bisogna mangiare bene, perché bisogna fare una buona spesa, diciamo, no? Bisogna far tornare anche i conti. Anche quello è fondamentale. Vabbè, ma se fai una buona spesa ti fai un buon orto i conti Specialmente con le verdure costa poco, no? Ma io faccio anche carne. Ah, vabbè, ok. E anche pesce. Va bene. No, sì, io ho girato un po', ho avuto la fortuna di girare un po' mondo Europa e sono stato con Norbert che insomma ieri ha ricevuto un grande premio. Sì. Eh, Norbert non era nei 50 Best l'anno scorso e quest'anno, anzi, è stato nominato ufficialmente in assoluto la new entry e mi sembra sia arrivato Ventesimo. trentesimo, ventesimo. Cioè per uno che l'anno prima non è neanche nella classifica del 50 Best, è la prima volta che dei 50 Best vengono a Torino in Italia, insomma sono grandi soddisfazioni. Ma lui ha anche sfornato tra il buono, cioè no, tra
tutto quello che è il suo arcobaleno di formatore di professionisti ha formato tanti ragazzi, perché ce ne sono tantissimi di voi che arrivano dalla scuola di Norbert che hanno saputo trovare la loro strada. Sì, sì, infatti noi eravamo, cioè, più o meno Michele, Ariel, siamo tutti amici di brigata che comunque abbiamo mantenuto quello che lui ci ha insegnato alla fine, il rispetto per la natura, no? Perché comunque devi avere rispetto per la natura, ma penso che ad oggi bisogna avere rispetto anche per il collaboratore, l'uomo, e quindi sono delle cose molto importanti, soprattutto per il nostro lavoro, perché fortunatamente lo facciamo ancora noi, non lo fa una macchina, no? Certo. Quindi questa cosa va, secondo me, preservata e curata. Fra l'altro il vice di Norbert è friulano e credo sia anche pordenonese, perché Magnago. di Magnago, Sega, Mauro Sega, da anni che è suo vice, pensate, un ragazzo grandissimo, bravissimo, umile, viene da Magnago, quindi pensate quante cose nascono dal Friuli Venezia Giulia, poi vanno un po' in giro per il mondo, poi alla fine tornano. Senti Alberto, ma quando tu hai ricevuto la stella con questa avventura, perché è anche un po', cioè è coraggioso ma anche un po' rischioso, no? Che un grande chef prenda in mano una consulenza così importante come Orto a Milano, la dia in mano a un ragazzo giovane, perché erano 4-5 anni fa, quanti anni fa? 3? 3, 4, 3, ecco, e gli dia in mano tutto quello che è la responsabilità di seguire un progetto che lo porta anche a ricevere la stella Michelin. Beh, non è stato semplice, ecco. Uno perché andavo a Milano e due perché comunque avevi il nome di Norbert dietro e comunque la pressione è tantissima perché arrivi in una città dove tutti vogliono vedere cosa sai fare, no? E quindi Come la senti la pressione quando sei in un locale così, cioè quando sei a Milano, come la io vivi? penso che quello che un po' mi ha aiutato è rimanere sempre una persona, quindi di creare un team, una squadra, raccontargli quello che volevo fare, che era raccontare l'importanza appunto del rispetto della materia prima, del cibo e della natura in sé. E quindi ho detto facciamo quello che può raccontare questo, cerchiamo di farlo al meglio e se arriva, arriva, se non arriva, non arriva. Domanda per te Terry, ma quanto conta? Perché adesso sapete, no? C'è carenza di personale, cioè, allora, c'è stato un'epopea incredibile. Con l'arrivo di certe trasmissioni televisive si è sdoganato un po' la cucina, perché il mio buon amico Stefano San John, che è colui con cui ho fatto la prima edizione televisiva in Punta di Coltello penso nel 99 o nel 2000-2001, veniva dalla scuola dello IAL, penso di Aviano, no? C'è lo IAL a Aviano, giusto? Sì, ecco. Sì. Ovviamente chi andava allo IAL in quegli anni era considerato un esiliato, cioè nessuno andava a fare la scuola professionale a Cividale o allo IAL, andavano tutti a fare i geometri, i ragionieri, poi il liceo. Adesso, per un po' di anni, adesso un po' meno, ma per un bel decennio, tutti alle scuole professionali, perché dire di essere chef allo chef fa tanto figo, poi in realtà la realtà proprio della battaglia in cucina è diversa, ecco, no? Ecco, quanto conta essere severi, tolleranti, comprensivi e condivisivi in brigata in cucina? Ma vado io? Ma Vado io? sempre il più anziano. Ok, va bene. Manteniamo questa linea. Beh, io dico che io parlo per quello che faccio nella mia brigata, no? Io non tollero tanto perché deve essere il più preciso possibile e purtroppo è così. Certamente uso delle maniere giuste, anche perché uno sbaglia, gli tiri un coltello, lo insulti. È così che perdi la gente. È così che perdi la gente. Succedeva una volta. È così, esatto. Io in No, no, non è, io- sì, io- non è fantascienza, succedeva. io queste cose qua in Francia le ho viste, Cioè, non coltelli lanciati, ma piatti oppure qualche pugno arrivava. Ah, Quindi, sì, certo. Poi chiaramente facendo esperienza riesci a capire che ottieni di più trattando le persone e avere rispetto per le persone e creare, come già si è detto a Star Cook e a un Pordenone, un ambiente familiare. Allora, io non so se è il mio caso, sono fortunato io
o non so cosa è successo. Io, i ragazzi che avevo a Parma sono venuti, mi hanno seguito al NIN. Quando abbiamo finito al NIN, li ho piazzati tutti. Io domani chiamo e questi qua tornano tutti. Quindi diciamo che il rapporto, Il rapporto umanistico, di professionale, ma Sì. anche di persona reale conta molto. Certo, devi pretendere perché la gente viene da te e paga, è giusto che tu gli dai quello che la gente paga, giustamente. Poi un'altra cosa che io adottavo è stimolare i ragazzi, gli stimoli, li coinvolgi nella creatività, nel cercare nuove combinazioni, no? E quindi io forse, ripeto, sono stato magari fortunato ad avere uno staff così. Ma, Però, ci vuole fortuna, Terry, però bisogna però che guarda Fabrizio, cercarsela. io bisogna Fabrizio, cercarsela. Mirko è 6 anni che è con me. Me devi- Ma lo ricordo, me lo ricordo. 6 anni, Giacomo di Conigliano 3 anni, il pasticcere è 2 anni e mezzo che è con me. E ripeto, adesso giustamente ho detto ragazzi qua finiamo, dove vuoi andare, li ho piazzati tutti giustamente, io ho abbandonato la barca per ultimo, no? Sempre. E però ogni tanto li sento, chef, è pronto, facciamo, sono là pronti, quindi sono ben contento. Vuol Beh, dire ma che- è una forse è una soddisfazione ancora più grande che non riuscire a fare un piatto dove magari il tuo guru ti fa un complimento, no? cioè io sento colleghi che hanno bisogno di personale. Per me sì. E io, ripeto, se apro domani ce li ho, non devo cercarli. Ma poi noi facciamo no, meeting ogni giorno, no, per capire, tu hai sbagliato questo, aspetta, c'è da sistemare questo, io ho sbagliato questo, no? E fai una squadra. Io paragono la cucina alla squadra di calcio. Ok? E quindi quando tu motivi i ragazzi, li stimoli, li sproni e gli dai soddisfazione, per esempio io quando andavo in sala dicevo mai, io, no, 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 io no, io sono uno dei tanti e quindi è una squadra che lavora con te e per te. È così che funziona, tu non sei solo, tu non sei Messi e basta lì, cioè, hai dei calciatori, in questo caso dei cuochi, che lavorano con te e per te e il risultato finale è condiviso in ogni situazione, nel senso che ogni premio che prendevamo, io facevo briefing, signori abbiamo preso un premio, signori dicono che questo ristorante qua sia, e quindi veramente io non ho problemi di personale. Ecco, Alberto, lui è comunque un vecchietto come me, quindi riesci anche a impostare o a imporre un po', no? Un'idea che io condivido appieno con lui. No, no, anch'io. Perché, ecco, tu che sei più giovane invece, quando magari ti trovi in cucina, Io in faccio brigata, fatica. qualcuno che ha anche qualche anno in più, come si fa? Bah, con quello che ha qualche anno in più non è difficile, è con i giovani che io divento troppo amico a volte. E quindi è un problema, perché bisogna mantenere una... Però scusa Alberto, io scusa se interrompo, eh. Allora, io andavo in Francia ed ero un soldato, nel senso che Sì, sì, no, ma... tu in Francia sei un soldato, ok? E davi sempre del lei, scusi chef, scusi posso, ok. Sì, sì. Io sono cambiato quando ho fatto il salto in Spagna, quando ho fatto il salto, ho detto scusi Ferran, scusi, no, a me mi chiamo Non è vero. Ferran e mi dai del tu. Io dicevo, sto qua non è normale, Sì, sì, è impossibile, no? Sì, Tutti soprattutto a lui. tutti questi grandi cuochi che dicono... Beh, io ho avuto la stessa esperienza con Brassateghi che... no, Cioè, mentalità, insomma. non gli potevi dare del lei, però cosa era il discorso? E là sta l'intelligenza della persona. Noi a fine servizio uscivamo tutti a mangiare il pollo allo spiedo, no? E tu eri quasi imbarazzato perché ma come lo chiamo? Del tu, delle, questo come mi comporto, no? Però il discorso lì è che tu devi sapere fino a dove puoi arrivare. L'ho imparato Bravo. questo. È lì, Pian è pianino. lì. È l'intelligenza. Sono il più poi. giovane Lì- del gruppo, eh. Lì hai fatto centro. Se tu riesci Non è vero, è vero. cioè a me le prime volte mi dicevano Terry, ma cosa pensi di sto piatto qua? E io rimanevo così basito perché io sono arrivato l'altro giorno e mi chiede a me il piatto. E Non è vero, è vero. ti fanno proprio sentire E fa- importante. certo. E questa cosa qua io Fabrizio me la sono portata in cucina. A me l'ultimo stagista che arriva, non è che gli dico ascolta tu Simone per la patata fai uova, no. Oggi fai le uova, domani per le patate, domani fai il servizio. Però sappi che a me serve così. Certo. Sì, Se comunque... una, due, tre volte se un poi... loro grazie vale molto più di tanti riconoscimenti, secondo me. Perché tipo, adesso io ho cominciato questa piccola esperienza che sto facendo per aiutare questo posto e ieri mi ha scritto questo ragazzo, mi ha scritto grazie per quello che stai facendo con me, io ti stimo molto e tutto quanto. Per me tipo quel messaggio è stato
Beh, più della così. stella. ma in fatto di sorprese ve ne devo raccontare una. Poi vi chiedo anche un aneddoto e delle cose curiose, perché magari piace anche alla gente. Un aneddoto ve lo racconto io. Un giorno io sono un grande amico di Massimiliano Alaimo, della famiglia Alaimo, non so se la conoscete, 3 stelle Michelin a Rubano, ma siamo amici da tanti anni. Un giorno mi chiama Max, il più giovane chef 3 stelle Michelin al mondo. Lui è stato il primo a prendere le 3 stelle Michelin, tuttora, mi sembra a 25 anni o 26. 28 mi pare che ne avessi. O 28, ecco. Nessun altro è riuscito a prendere 3 stelle Michelin a quell'età. Un giorno mi chiama, mi fa: ciao Fabri, vieni a trovarmi. Eh sì, Max, vengo a trovarti, volentieri. No, ma sono a Cinto Cao Maggiore. Dove sei? A Cinto Cao Maggiore. Ma come sei a Cinto Cao Maggiore? Sì, sono qua dal tuo amico Ezio Marinato. Mi vesto, vado di corsa. Massimiliano Alaimo aveva chiesto ad Ezio, correggimi se sbaglio Ezio, di poter andare da lui 3 giorni, 4 non so quanti, umilmente ad imparare come si facevano le lievitazioni. Corretto Ezio? Sì, è così. Lui serviva del pane per l'apertura del Quadri a Venezia. Io non lo conoscevo, io non avevo confidenza, anzi gli davo del lei, più giovane di me. Ma sto qua cosa vuole da me? Cioè, mi imbarazzava anche onestamente, ma da lì è nata, come con te, un'amicizia veramente fraterna. Grandissima esperienza. E poi fra l'altro tu fai il pane, cioè dai del pane a tantissimi grandi chef, anche nel senso che poi è diventata una consulenza la tua autentica, autorevole e Qua mi internazionale. stai stuzzicando però. Adesso la dico perché tanto è giusto così. Allora, si dice da dove arriva la carne, da dove arriva la verdura. Perché non si dice che il pane arriva da quel fornaio? Che non è detto che sia io, quello sotto casa. Questa è una cosa che obiettivamente mi dispiace, mi rammarica perché non la trovo. Non è giusto, sì, sono d'accordo. Tutto qua. Ecco, questo. Io No, quando ero a Milano lo facevo fare dei ragazzi di Tondo che sono diventati Sì. miei amici Sì. e loro facevano il lavoro della Madonna e io lo raccontavo perché io non sono capace a farlo, cioè è semplice. ma io Ho ora tempo di farlo e non ce la faccio. Questo. spesso quando mi chiamano ai congressi racconto sempre che tu vai poi in questi istituti, allo IALO, agli studi professionali, chiedi ai ragazzi alla fine: ma chi è di voi che vuole fare lo chef? Brum, tutte le mani alzate. Chi è di voi che vuole fare il MET? Brum, metà mani alzate. Chi è di voi che vuole fare il pasticcere? Allora si pensano a Massari, no? O a Knam, un po' di mani. O chi è di voi che vuole fare il panificatore, il macellaio? Nessuno. Nessuno vuole fare il Allora c'è anche un motivo, perché probabilmente le nostre categorie, Ezio, non hanno, ma non è, proprio partendo dai stessi singoli autori, non hanno saputo fare una squadra in modo da rendere il nostro mestiere, che è nobilissimo, e far diventare compiacente il fatto che lo sia. E No, quindi, sono d'accordo con te, quindi Fabrizio. ovviamente non è... La colpa, anche nel caso della panificazione, è nostra, appunto. Non è sempre facile dare la colpa agli altri, colpa è nostra. Se non siamo riusciti a creare un movimento, la colpa è nostra, per diversi motivi, ma principalmente è nostra, appunto. Cosa la pensi che adesso da un 5-6 anni a sta parte, forse dal Covid, tutti hanno cominciato a panificare in casa? Facciamo assaggiare il pane intanto, Oh, facciamo girare? Se sono Se è d'accordo, possibile. siete d'accordo? Ok. Aspetta, no, prima di far assaggiare e prima che io vada poi con il rush, perché la Elena mi ha detto che abbiamo il tempo. Aspetta che guardo. 21-25, fin dopo Mario, ancora 10 minuti 15, no, perché dopo c'è il rush finale. Allora, facciamo fare un paio di domande al pubblico, perché se noi fai domande non vediamo il pan, quindi obbligati a farle, cioè, della serie do ut des. Allora vediamo, Ezio, scegli tu qualcuno dal pubblico. Prego, grazie. Esame piace che te siga e sente tutti. Bene. Il discorso che diceva Terry della fortuna, sì, la provo fino a un certo punto. Io ti conosco da Loyal, dove insegnavamo insieme. Tu sei sempre stato un fenomeno, indipendentemente dalla fortuna. La fortuna nasce, ma se non c'è niente dietro non esiste la fortuna. Ti chiedo solo una cosa: cosa ne pensate voi oggi della cucina nel futuro?
Questa è una bella domanda, perché nessuno di noi penso che possa sapere il futuro della cucina. Io, per quanto mi riguarda, io penso solo a lavorare bene, a lavorare duramente e a cercare di dare il massimo ogni giorno e soprattutto far divertire il cliente che viene da te. Poi sicuramente, ma Alberto penso che sia d'accordo con me, già tu devi partire ad avere una materia prima buona. Non è che adesso il futuro sarà la materia prima che non è buona, no, tu devi sempre partire da un prodotto di eccellenza, nel rispetto alla materia, nel rispetto del povero contadino o fornaio che ti fa il pane, ok, per questo va detto, nel rispetto di chi ti dà il pesce o la carne, e poi insomma adesso si parla tanto di, no, non spreco, cioè io da piccolino ho iniziato, e tu cosa sai perché ci siamo visti a Loyal, io da piccolino iniziavo a raccogliere i germogli e le erbe con mio nonno, eh. Ecco, quindi dico, io sono partito da così, da una povera trattoria in centro a Montereale, e io sono partito così. E ho sempre avuto rispetto per qualunque, per un fiore, per una pianta, anche perché, Beh, no? forse questo è il futuro della cucina, no? Ecco, ma e tu Alberto come Però, la vedi il però, futuro? però a me Terry mi viene automatico, cioè mi è sempre stato, certo. capisci? Beh, è quando perdi qualcosa che devi recuperarla, no? Ma poi io faccio un ragionamento molto logico, no? A fine mese guardi le fatture, non ti resta niente in tasca, oddio, cosa ho buttato via? La testa del pesce, la lisca, capisci? Ti viene Vabbè, automatico. a me piace molto utilizzare tutto e riutilizzare, Ecco, no? Dare due vite, perché per me è un po' mio, lo sono tatuato, non sprecare, che nasce un po' dall'esperienza che ho fatto quando sono stato in Africa, che ho visto i bambini, insomma, che non so se ci sono ancora, Sì, e sì, quindi ci sono. ho la fortuna di vivere in un mondo dove abbiamo tutto, perché alla fine abbiamo tutto, e quindi ci vuole un po' più di rispetto per chi non ha le cose, no? E quindi da lì ho voluto un po' evolvere quello che è la mia idea di cucina e fare con tutto più piatti, no? Cioè, nel senso, Certo. io uso la rapa, la uso in diversi modi nel menù perché è giusto che sia fatto così e poi è stimolante, no? Perché comunque crei una ricerca, perché tutta la parte di fermentazione, tutta la parte di Ferrang Adrià, tutte queste cose qui sono varie cucine che tu le metti insieme per creare una esatto. nuova cucina un po', no? Ezio, tu come vedi il futuro della panificazione? Ma anche qua è difficile rispondere. Sicuramente dobbiamo cambiare noi maestri per certi aspetti e noi titolari sotto un altro aspetto. Il mondo sta cambiando, io penso che nessuno di noi sta facendo lo stesso lavoro come lo faceva 10 anni fa, perciò siamo noi i primi. Eh, i giovani non sono un problema, i giovani sono una risorsa, per come la penso io. Chiaro che vanno inquadrati, vanno aiutati, vanno stimolati, vanno premiati, punto. Io quello che penso e sta leggermente cambiando, non è facile, chiaro, perché poi per diversi motivi che sono abbastanza ovvi, ma io vedo mie figlie, come tanti giovani, cosa vogliono? Un po' più di tempo. È un delitto? Un po' più di tempo? È sbagliato? No. No, Ok, tutto qua. E penso che sia giusto che noi piano piano ci organizziamo e ci diano la possibilità di organizzarci per lasciare un po' più di tempo chi ci aiuta. Giusto. Ad esempio, lievito madre, d'accordo che bisogna curarlo tutti i giorni. Allora, ti impegni, fai in modo che la domenica non ci vado io a rinfrescare il mio lievito madre, non ci deve andare neanche chi lavora per me, punto. La quadra si trova con Sono d'accordo. le prove, i sacrifici. tecnologia, certo. Questo c'è la tecnologia, il rispetto, quello che condivido molto quello che No, è stato detto stasera, ma rispetto fondamentalmente è quello. fondamentale. Poi il compito nostro è da allenatore di squadra di calcio, di laboratorio, di cucina, quant'altro, ok, essere bravi a mettere ogni collaboratore nel posto giusto. Da qualcuno si può pretendere delle cose perché magari è molto stimolato Certo. o stimolante, qualcun altro ha che- altre caratteristiche e noi dobbiamo lavorare su quello e basta. Perciò ci sarà sempre un futuro per tutti i nostri lavori, intendo. Dobbiamo cambiare anche noi, basta, Sì. fine, questo è quello che penso io. Io spero in una cosa, per quanto riguarda me. Io spero che il futuro
per quanto riguarda il mondo della carne, sia che i ragazzi più giovani incomincino non solo a mangiare fiorentina, roast beef, filetto, hamburger, ma incomincino a mangiare anche fegato, trippe, capè del prete, guanciale, coda, e mi sto battendo in maniera strenua perché lo capiscono, perché diventi una tendenza, perché così potremo sacrificare meno animali, premiare quei allevatori che allevano gli animali con un concetto etico, mangiare più carne, perché se noi sacrifichiamo meno animali, ma utilizziamo tutto il bene di questo sacrificio, riusciamo a comunque a fare in modo che si mangi ancora carne di qualità, però bisogna cambiare, come dicevate anche voi, un po' mentalità nei ragazzi, che anche il fegato alla brace fatto al barbecue, adesso che va molto di moda fare la griglia, può essere buono e può essere una storia da raccontare tra gli amici invece di fare la classica fiorentina o costata. Questo è il mio punto di vista. Condivido. Senti, chi è che ha mangiato il pane? Tu ti hai mangiato il pane? Squisito. Buonissimo. Grande. Oh, Terry, ti che sono del paese de Vinta, avesse portato un'ombra. Ma ti ha dato insegna anche agli altri? Sì, ho fatto delle supplenze insieme a E cosa insegnavi tu, scusa? cucina. Ah, scusa, non sapevo, non immaginavo, pensavo matematica. No? No, cucina. C'è qualche altra domanda? Vai, grande. Io volevo chiedere, voi avete fatto tutte delle esperienze internazionali, moltissime. Come vedete l'ambiente Italia, che secondo me a livello di valorizzazione appunto proprio dei giovani, è, secondo il mio punto di vista, un pochino indietro, nel senso che tutto quello che dicevate riguardo allo stimolo, a dare fiducia a la domanda che hai fatto prima riguardo a do in mano un locale importante, Certo. e è una scommessa a un giovane, si sente nel vostro ambiente, diciamo, questa fiducia? Perché in molte altre aree, secondo me, latita fortemente. Cominciamo dal più giovane. Sta cambiando, sì. Diciamo che deve esserci un po' il valore della terra, quindi io ho fatto i miei giri e adesso sono tornato a casa perché voglio dare un valore a quello che è casa mia, quindi cercare di trovare la strada per stare bene e per far star bene, no? Perché sarebbe più facile andare sicuramente in America, andare in Svizzera o in altri posti, avrei tutte altre offerte, no? Però credo quello che è il territorio, credo che è bello, l'Italia è bella e dobbiamo un po' salvarla noi, tocca a noi e adesso noi giovani insomma raccontarla, perché comunque anche insomma tutti i maestri hanno fatto il loro percorso, lo stanno certo. facendo e adesso penso sia importante che ci insegnino come andare avanti e passino il testimone, tocca a noi un po' tenere alto quello che è la cucina italiana, insomma, no? E quello che è l'ospitalità, che è quello che ci... Ezio? Non è facile rispondere a questa domanda. Ora, all'estero, anch'io ho girato veramente tanto. Quello che posso aver visto, posso aver vissuto, sono situazioni abbastanza analoghe a quello che si può trovare qua. Sicuramente, come dicevo prima, il nostro compito è di dare invece fiducia ai giovani. Poi come per tutte le situazioni ci sarà chi di suo, perché non c'è una scuola che ti insegna, io insegno in Alma, insegno in Castalimenti, sono scuole che ti danno un imprinting e dopo sei tu che devi fare la differenza. Io penso che il compito nostro è sicuramente di dare fiducia ai giovani e fargli vedere che c'è della speranza, perché c'è. Poi anch'io, se devo pensare, io ho fatto la scuola professionale di panificazione e pasticceria a Cividale, dei 28 che eravamo in classe, alla fine siamo in 8 che facciamo il mestiere. È una selezione, tra virgolette, naturale o per un motivo o per un'altra.
Io penso non abbiamo niente da invidiare, anzi forse a volte non ci rendiamo conto che abbiamo delle potenzialità importanti. E quello che mi sembra di vedere in questi anni è che c'è voglia di Italia all'estero, e questo mi rende orgoglioso, perché io quando esco io non vado a fare la baguette, io non vado a fare il croissant, perdonatemi, io vado a fare la ciabatta, io vado a fare il panettone, io vado a fare il cornetto italiano, perché lo sento come obbligo che devo portare prodotti che ci rappresentano un po' tutta Italia, ecco, e vedo che vengono apprezzati, perciò c'è questa possibilità di italianità, e c'è una nuova anche generazione di fornai che vengono e questo per me è un valore aggiunto, da percorsi di studio. C'è gente che si avvicina al mondo della panificazione, che ha lauree, magari anche 2 lauree, 3, e apre un panificio. Per me è un valore aggiunto, anche perché probabilmente riescono a essere anche un po' più imprenditori, un po' più attuali di quello che magari potevo essere io 30 anni fa, ecco. Perciò c'è speranza, assolutamente sì. Terry? Sì, grazie. Tu hai assaggiato? A me non mi Hai fido, assaggiato? Abbiamo No, sentito- aspetta un attimo. No, non so se... Mangi tu pan? Sì, Ah, boh, allora, se lo fai, cioè sì. Ok. Tu? Adesso ti domando che te hai il pane in bocca. Ma dopo ve lo spiego anche di due parole come è stato fatto, Magari volentieri. spiego così intanto il messaggio. Ah, ok, dai, va bene. Allora, proprio perché il pane è libero, non ho portato un pane che possiamo trovare tutti i giorni. Ecco, questo è un pane completo, è un pane che può andare bene da colazione, può andare bene come inframezzo della mattina o il pomeriggio, a posto di una barretta energetica, d'accordo? Oppure può essere, l'ho visto per come la penso io, che poteva andare bene anche stasera, magari anche con un aperitivo, oppure in questo momento di ascolto. È un pane che è contaminato, non è un pane del territorio, questo è un pane che viene tendenzialmente dal nord Europa, un lievito di segale, lievito naturale di segale, con lievitazione mista, dove c'è anche un po' di lievito compresso o lievito di birra, perché anche qua ci sono delle estremizzazioni che non condivido per come sono fatto io, né nella vita né nel lavoro. Come dicevo prima, va benissimo il pane solo lievito madre, che ha con studi alla mano, ok, dei valori aggiunti, del valore aggiunto però fatto in laboratorio, perciò se il lievito è gestito in maniera perfetta va benissimo, può avere un valore aggiunto, ma quello che succede dentro a questo lievito madre, noi comuni mortali, se non facciamo le analisi, non lo sappiamo. Per quello dico, facciamo il pane che ci fa star bene, ecco, e poi scegliamo quello che ci appartiene culturalmente o quello che può essere contaminato. Perché proprio ricordando Max Alaimo, mi ricordo una volta facendo una chiacchierata, una delle tante chiacchierate con Max, ok, allora perdonatemi, ma domani mattina non dovremmo neanche bere il caffè, perché il caffè non è nostro, ok? Allora va benissimo il territorio, ma va benissimo anche un po' di contaminazione, perché poi le contaminazioni per me sono un valore aggiunto anche umane. Questo è quello che penso io. Dopo, chiaro che come per tutte le cose può essere anche non condiviso, però per me, ripeto, il fatto di imparare, sono stato questi giorni appunto a Belgrado e ho visto delle cose nuove. Per me andare fuori è un modo per imparare, e la cucina o il cibo o il pane, come in questo caso, interessante, che poi ero assieme al panettiere di Djokovic. Perciò sì, che poi adesso è celiaco, cioè non è celiaco, perdonami, ma non mangia pane col glutine. Manca poca carne, mi pare. È per quello che adesso Manca poca carne. Adesso andiamo in chiusura. Volevo dire solo una cosa a riguardo alla tua domanda. 2 anni fa, un po' a sorpresa, mi hanno invitato a un congresso Gastromasa a Istanbul, un congresso mondiale sull'etica.
E io ho detto che avevamo 1000 persone davanti. Io arrivavo, prima di me, avevo un quarto d'ora, 10 minuti. Prima di me c'era Alberto Adrià e subito dopo di me c'era Martinez. Ecco, quindi io devo fare un speech di 10 minuti e dico cosa gli vado a dire? E ho esordito con questa frase. Qual è la lingua più parlata? Fra l'altro ho preparato il biglietto tutto scritto, no? Poi ho detto no, l'ho strappato e sono andato a istinto. Qual è la lingua più parlata al mondo? Alzi la mano chi dice l'inglese, francese, ispanico. In realtà la lingua più parlata al mondo è la lingua del cibo. Perché quando tu metti un piatto davanti a un musulmano, un induista, un cristiano, un ateo, e sono a tavola e parlano 4 lingue diverse e mangiano 4 tipologie di tradizioni diverse, di fronte a un piatto riescono a comunicare e a parlare e soprattutto a emettere energia positiva, non ostilità. In questo periodo, ho detto, quindi storico, in cui la vera lingua più parlata al mondo è quella del cibo, se sappiamo esprimerci con il cibo, sicuramente sappiamo comunicare a livello internazionale, anche se devo dire che c'è un rimprovero da fare in Italia. Bisognerebbe insegnare un po' di più inglese ai nostri ragazzi e un po' meno di altre cose, perché l'inglese, per l'esperienza personale, mi è servita tantissimo ad aprirmi il mondo. Chiusa parentesi. Detto questo, in questa lingua internazionale, quella più richiesta è la lingua italiana. Non c'era uno chef, un collega, un assistente, un appassionato che non dicesse Italian food, ovunque nel mondo. Quindi l'Italia sta vivendo un momento epocale ed è proprio su questa onda, fra l'altro speriamo che si riesca a diventare patrimonio materiale dell'UNESCO, c'è il ministro Lollobrigida che si sta dando molto da fare su questo, è stato riconosciuto da tutte le parti su questo fattore. Vorrebbe dire dare un'autorevolezza al Made in Italy vero, quindi vorrebbe dire che il Parmesan cheese americano sarebbe Parmesan cheese, non sarebbe più roba italiana, che la mortadella fatta da un'altra parte non sarebbe nostra, che la pasta fatta in Cina non sarebbe nostra, cioè sarebbe un riconoscere. Poi all'interno bisogna riconoscere anche le micro categorie di artigiani che sono fondamentali. Allora, te andiamo in finale. La cosa più bella e più brutta e più strana che ti è capitato nella tua carriera? La cosa più strana. No, partiamo dalla cosa più bella, no? Va bene. Nel senso che il fatto di lavorare in un ristorante, metterti alla prova in un ristorante di un certo livello ed essere riconosciuto per il lavoro che fai, questa è la cosa che mi è capitata più bella da fare ad Il Adrià. tatuaggio che ti è andato. Perché Sì, tu- ma io sono di parte perché poi là per me era come giocare nel Barcellona, no? Tu fai parte di una squadra e sei importante, quindi quell'esperienza là mi ha segnato molto. E ti racconterò un aneddoto parlando poi di genio, no? Un giorno stavo facendo una prova, eravamo io, Oriolo e Ferran dietro, e Ferran stava facendo una maionese con l'acqua di mozzarella, no? E a un certo punto io sentivo che andava a vuoto il Thermomix, il bio, il frullatore, e dici, ma cosa è successo? Che era tutto bianco in faccia di latte di mozzarella, no? E dici, ma cosa si è rotto il frullatore? No, Arteri, volevo fare una prova, fare una maionese di acqua di mozzarella e vedi che mi è riuscita, vedi che non sono un genio. E questa tu dici, ah cavolo, vedi? Quanto diceva, devi lavorare duro, Certo. devi essere curioso. Io sono d'accordo anche molto con quello che dice Ezio prima, no? Che diceva Ezio, la contaminazione. Se tu non sei curioso di scoprire di fare, come puoi progredire? Ma è la cosa più strana che ti è successa qual è? Ma più Ti sarà successo qualcosa di strano in cucina, no? momentaneamente non mi ricordo, magari però cose Dal strane, Brasile niente. dal Brasile ho fatto l'esperienza di Alex Atala, mi ha fatto portare a casa ingredienti strani, quello sì. Ezio, la cosa più bella, la cosa più... Però che ti scusa ha- Fabri, posso aggiungere una cosa?
Questa volta vai messa avanti però, No, bisogna aspetta, essere attento. che bisogna dire una cosa, che tu prima dicevi trasmissioni televisive, secondo me noi giovani dobbiamo iniziare una cosa, che per arrivare a un certo livello devi faticare, Sempre. perché guarda, nelle trasmissioni di Masterchef che abbiamo fatto, no? La gente pensa che, ok, io voglio diventare come Terry, come Fabrizio, come Ezio, ma non sanno però la gavetta che Terry, Fabrizio, Ezio, Alberto hanno fatto. E poi la gente oggi, i ragazzi giovani corrono veloci, vogliono arrivare molto rapidamente e molta gente poi per strada si perde. Certo, perché ci vuole il suo tempo. Ezio. Ma io penso come tutti noi quattro potremmo scrivere un manuale di aneddoti. Questo è bello. Ma la cosa più bella è che il pane mi ha fatto girare il mondo. Questo è la prima cosa. L'hai rubato. La cosa più strana, anni fa, una quindicina di anni fa, sono andato all'estero e ho dovuto impastare il pane con un trittacarne. Non ti ho mai detto niente però. La prima volta che te me lo dici. No, anche perché sono sbiancato quel momento La lì. prima volta che te me lo dici, è incredibile. Però la risposta di questa persona fa: ma noi lavoriamo con quello lì. E tu cosa fai? Sei dall'altra parte del mondo? Va bene. Lavori così. E ne salti fuori l'esperienza. Ecco, questo è molto bello. Il fatto quando esci ti metti in difficoltà. Io magari Sì. sembra uno scherzo, ma io quando esco, io di notte non dormo. Cioè io se sono... faccio le notti in bianco perché ho la tensione, cioè è one shot, le cose devono venire. Quando sono andato da Starbucks, praticamente sono andato a Milano, devo andare a Seattle, non mi fanno imbarcare il mio lievito madre e devo andare là a fare i panettoni. Ho detto, scusate, ma guarda che devo andare là. No, questo non si può imbarcare. E cosa fai? Ho detto, al momento non vi nascondo che ho detto sto a casa, cioè, dico che ho perso Certo, l'aereo. certo. Cioè, vabbè, ho buttato via il lievito e ho chiamato il mio interprete là, gli ho detto guarda, fammi trovare, come scendo l'aereo, portami in laboratorio, fammi trovare un pezzo di lievito. Fortunatamente le farine erano italiane e sono riuscito insomma in 5 giorni a fare tutto il lavoro che dovevo fare. Però queste sfide, questa tensione è quella che ti fa poi... non puoi banalizzare, è una questione di rispetto, quando fai una cosa, ecco, deve riuscire, fine. Io uso farine da tutto il mondo, cioè, quando vado non è che chiedo di portarmi la farina, faccio con quello che ho. Comunque il pane che abbiamo mangiato è buonissimo. Beh, fa piacere, questo è un pane appunto con lievito madre di segale, frutta Buonissimo. secca, niente, questo. Albert? Beh, anche per me viaggiare e comunque anche sempre la voglia di sognare perché è un lavoro che non ti annoia mai, no? È faticoso, bisogna sacrificare tanto, però quello che ti dà questo lavoro a me non me lo dà niente, cioè poche altre cose. Ecco. Allora, non mi ha sfuggito. Come siamo? Siamo in tempo? Mario, allora io volevo ricordare che è uscito da poco il mio libro Bronze e Querte, è un libro dedicato all'amicizia, cioè è un libro strano, è un libro dove io praticamente ho preso degli amici di percorso di vita attraverso le tante puntate televisive e sono qui, però è un libro che va tenuto in cucina o in griglia, non va messo via ed è un libro del territorio. Io sono uno che ama in maniera estrema il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e cerco di fare tutte le mie comunicazioni da qua perché sono molto legato a questo territorio. Detto questo, ovviamente ringrazio Alberto, Ezio, Terry, ringrazio Mario, vieni su, Elena, vieni su, anche dove, venite, ci alziamo in piedi, va? Io ringrazio anche Eureka, l'associazione, Pordenone Pensa, il comune, quindi grazie a tutti, anche a mia figlia, a mia genere di essere venuti. Ricordatevi, la cucina non è mai competizione, è condivisione e energia positiva di cuore.